Vado. Allora, adesso iniziamo anche in video. Buonasera a tutti. Non so se Andrea Pregonese, Presidente a Casa del Popolo, vi vuole anche salutare. In ogni caso, adesso li lascio. Io sono Gigi Bettoli dell'Associazione Storici del Friuli Occidentale che promuove il sito internet Storie PN. C'è qualcuno che si chiama? Magari a te. Sì. Cosa volevo dirvi? Mi auguro che tutto il collegamento qua interplanetario elettronico funzioni. Abbiamo questo doppio tipo di presentazione che sta favorendo, tra parentesi, anche tutta una serie di partecipazioni di persone, i nostri amici o altri, che insomma stanno a distanze importanti da Pordenone, che così possono partecipare più facilmente, buono dal punto di vista della tecnologia. Cosa voglio dire? L'abbiamo già scritto sulla chat. Noi registreremo questa e le altre conferenze, anche perché non credo che violeremo la privacy di nessuno per questo, perché poi vogliamo metterle nel sito in maniera che siano fruibili da altre persone, da noi stessi, se ci sono molti insegnanti, se vogliono utilizzarli per ragioni didattiche, oppure da chiunque altro. La finirei così. Questo è l'inizio, non è proprio l'inizio. Diciamo è un nuovo inizio. Con la prossima conferenza tra un mese sarà un terzo inizio, perché è una cosa che come sito vogliamo spostare dal virtuale al rapporto fisico tra chi sono gli autori del sito e il loro pubblico e altri interlocutori, chi gli interessano queste materie, e in maniera di uscire da questi 12 anni di virtualità per andare a un confronto più diretto. Un mese fa in realtà avevamo già iniziato con la proiezione di un film proposto dal nostro corrispondente avvocato Sebastiano Comis sulla realtà drammatica dell'occupazione israeliana di Gaza. Vi dicevo che anche fra un po' queste 3 lezioni iniziano grazie soprattutto al contributo personale di Maria Adelaide Puddu, che ha certificato questa attività come Proteo, che è un'associazione no profit promossa dall'SLC CGL, cioè dal sindacato scuola della CGL. Dalla prossima volta, dicevo, ci sarà un nuovo inizio, perché le prossime attività saranno anche certificate per la formazione degli ordini giornalisti, il che per noi tutto a livello di complessità. Vorrete scusarci se ci sono alcune sbavature che abbiamo già detto, soprattutto per quelli che sono lontani. Fatevi sentire. Ho messo sulla chat chi è qui non ha bisogno di telefonare, chi ha problemi dall'esterno invece li scriva o sulla chat o telefoni il mio numero che ho già mandato ok, Andrea? Sì, Prego. La telecamera guarda voi, quindi potete... Io l'unica cosa che... Se mi verrete un agito è per passare le telefonate a Andrea. Ok. Se ci sono insegnanti che vogliono la certificazione, qui ci sono i numeri di Proteo che dopo comunichiamo. Anzi, questo lo diciamo anche lì. No, sì, ma ti guardano e ti sentono lì. Se ci sono insegnanti collegati che poi vogliono la certificazione di Proteo, ce lo scrivono per email e gliela manderemo. Gli faremo un bel PDF e glielo scriveremo. Andrea, dici tu qualcosa? Ma sì, io semplicemente un saluto iniziale come Associazione Casa del Popolo di Torre, e siamo contenti di essere riusciti a creare questo connubio col collettivo Storia Storie, e in particolare di essere anche riusciti ad inserire appunto all'interno di questo contesto formativo il ciclo di incontri che stiamo organizzando. E partiamo appunto con
la presentazione del libro di Moreno Bacichette e buona serata, e ci sarà modo anche poi al termine della vostra relazione di fare una chiacchierata tra tutti. Speriamo anche con chi virtualmente ci sta seguendo, compatibilmente con la regia del tutto. Mi sposto qua. Comando io le diapositive. Sì, sì, sto in piedi, preferisco. Così mi sentite anche meglio. Poi si sente bene, no? La voce si riesce a percepire, perché poi è una cosa particolarmente interessante anche per noi come associazione riuscire a far ripartire nella Casa del Popolo iniziative anche di questo tipo. E vorremmo che questo diventasse un posto di cultura, di promozione culturale sempre più forte. Anche perché, appunto, come diceva Gigi, con il fatto che 11 anni fa abbiamo messo in piedi il blog, il primo blog, poi messo in piedi il sito, eccetera, eccetera, siamo nati un po' virtuali, siamo già nati virtuali, però ci piacerebbe anche avere un contatto con la società del Friuli occidentale un po' più in presenza. Essendo parte in causa di Storia PN, abbiamo deciso di partire con la presentazione di questo libro che è uscito proprio durante il Covid, quindi per esempio a Pordenone non è mai stato presentato, è stato usato soltanto per un corso abilitante degli architetti, per una ventina di architetti che hanno fatto questo corso, ma in realtà non è mai stato presentato. Abbiamo avuto questa serie di problematiche che ci hanno in qualche modo segnato e anche hanno creato un rallentamento anche in tutto il resto del mondo culturale che si interessa di storia, che fa ricerche di storia, insomma, ha impattato con tutti noi. La ricerca è una ricerca di lungo periodo, che però è stata poi concretizzata dopo un 7-8 anni di abbandono, negli ultimi 2 anni è stata ristretta, è stata condensata in questo libro. Un'altra cosa che forse è dimenticato di dire, spero che a casa sentano bene, che abbiamo messo anche il libro in vendita. Il libro costa 29, in realtà 29 euro, in realtà lo pagate 25 in questa occasione, 15 sono le spese della tipografia, 10 vanno alla storia delle storie. Se riusciamo a venderne 5 copie, 10 copie, su 10 copie abbiamo 2 anni di abbonamento del sito, perché poi anche questi sono i problemi concreti nel tenere in piedi un'associazione che non ha tessere, che è molto virtuale e che vuole insomma portare anche un contributo. L'altra questione che secondo me è interessante, partendo da noi che facciamo la cavie, noi tre siamo sostanzialmente le cavie di questo momento, è cercare di cogliere le occasioni di pubblicazioni o di studi, di ricerche, anche saggi che appaiono su riviste, per parlare un po' di più del metodo della ricerca storica, che è una questione che affronteremo anche con un altro incontro serale, relativo a una ricerca che sta facendo un nostro collaboratore, Stefano Santi. E questo forse anche del parlare del metodo è fondamentale per rilanciare, soprattutto per i giovani. Sono contento che ci sia Sergio Zilli, perché lui come figura di docente universitario ha anche il compito di formare i giovani che si interessano a queste cose. Però le associazioni potrebbe anche accompagnarli, cioè sarebbe molto importante che, come la storia delle storie, noi fossimo anche in grado di seguire i ragazzi dopo, dargli degli spazi per le pubblicazioni, aiutarli a pubblicare sulle riviste pordenonesi. Quindi abbiamo più di una, insomma, in ambito territoriale della destra tagliamento, soprattutto penso agli atti dell'Accademia di San Marco, la Loggia, ma anche altre, altre riviste. Ecco, basta, questo era un po' il senso anche del perché tornare ad essere pubblici e tornare ad essere presenti sul territorio. Io farò una breve presentazione di cosa parla il libro, perché poi anch'io sono curioso di sentire loro due, che sono, l'abbiamo pensata come una discussione sui contenuti, ma anche sui metodi.
ma molto anche sui contenuti, soprattutto qualcuno di più si concentrerà sui contenuti, qualcuno di più sulle questioni del metodo storico. Il motivo di questa ricerca è nata un po' per caso, un po' per caso. Su una vecchia guida degli anni 80 o primissimi anni 90 sulla lettura del Friuli occidentale si raccontava questo viaggio che Renato Ricci aveva fatto in Friuli Venezia Giulia nel 1936, inaugurando una serie di una quindicina di case del Balilla. Lui era responsabile dell'Opera Nazionale Balilla. Questa cosa mi aveva molto colpito, anche perché veniva descritta come un caso dai giornali del periodo, come un caso assolutamente straordinario. Di solito le inaugurazioni che Renato Ricci faceva non erano complessive su un territorio molto ampio, ma erano legate a una singola opera in quella città e basta. Qui invece c'era un'idea quasi di una processione, di un percorso che faceva vedere opere finite e opere in costruzione. Quindi aveva un significato fortemente, come si può dire, propagandistico questa cosa che era stata fatta. Guardate che ci sono comunque tante sedie a disposizione ancora, non serve tirarne fuori altre. No? E quindi da quella attenzione, da quel testo che era di Marco Murazzani è uscita l'idea di fare questo studio. E la prima cosa che ho provato a fare era trovare gli archivi. E gli archivi non c'erano. E quindi ho provato una certa delusione come storico. Io non so, chi mi conosce sa che ho una passione in modo particolare per il Medioevo, ancora più che per il Novecento. E quindi se vai a cercare le storie di castelli, di insediamenti medievali, è evidente che gli archivi sono un elemento molto, molto importante. Ti aspetti che gli archivi del Novecento siano ricchi e nutriti, invece no. Gli archivi sono stati bruciati, sono andati dispersi, non si sa dove siano finiti, sono comunque stati distrutti e questa è stata la prima delusione. Dopodiché ho cercato di costruirmi un metodo per ricostruire un archivio che non c'era e per fare in modo da capire tutta quanta la vicenda partendo proprio dalla struttura centralistica che aveva tutta l'organizzazione di regime fascista. Quindi mancando gli archivi del TNF a livello friulano, quindi viennese, e mancando l'archivio della RNB, sono andato a vedere sugli archivi minori dove arrivavano le comunicazioni, gli archivi dei comuni, ricostruendo cosa ha fatto l'archivio centrale, compulsando una trentina di archivi comunali. E questo ha permesso di comprendere come funzionava questo meccanismo e spiegare un po' la stranissima vicenda della costruzione di queste case e poi anche la stranissima vicenda della loro inaugurazione. Negli anni 30 queste case qua vengono utilizzate molto per la propaganda. Questo ad esempio è nel 1938, un pezzo del 38 che pubblicita le opere del fascismo in ambito friulano e le case del Balilla hanno una importanza consistente. Lo vediamo, viene riportato per ogni casa del Balilla le fotografie e anche quanto sono costate e si vedono, come vedete, il primo periodo che è questo, poche case del Balilla, un investimento in fin dei conti anche abbastanza piccolo, lo vediamo, siamo nel 32-33 ed è soprattutto nel 34-35 che invece i finanziamenti crescono molto. Allora anche questa questione era intrigante e la si vedeva già in queste immagini. E soprattutto nelle immagini si vedeva uno stile particolare, uno stile modernista molto in linea con quelle che erano le esperienze della Triennale di Milano del 33 e quindi si trattava di andare a capire bene cosa era successo per arrivare a questo tipo di formalità. Questo non sembrava una raffigurazione di un Friuli arretrato, non sembrava la raffigurazione della piccola patria di Chino Ermacora, era un'architettura che si poteva avere in qualsiasi altra parte della città, dell'Italia e soprattutto magari non in paesini di campagna, come in questo caso, sono tutti quanti alle periferie di villaggi come Basigliano, Talmassons, eccetera, eccetera, ma anche
potevano stare benissimo all'interno di ambiti delle città, potevano essere case del Balilla di qualche rione, di qualche città importante. E come vedete, man mano che passano gli anni, ci sono degli investimenti molto forti che venivano raccontati nel 1938, che poi in realtà la prima cosa che ho fatto è andare a vedere se c'erano state costruite. No, erano state costruite solo quelle tra il 1934 e il 1936. E adesso capiremo anche il perché. Però la cosa particolare è che tra la fine degli anni 20 e i primissimi anni 30, in Friuli c'è veramente un cambio epocale nel modo di disegnare gli oggetti di architettura, ma anche gli oggetti di allungamento. Se pensate che ho citato in una caso la Sentinella della Patria di Tino Ermacora, il Friuli si presenta come il Friuli con il vecchio Gabbiano, ve la ricordate, no? Quella rappresentazione, è il Friuli contadino, popolare. Nel 27 ci presentiamo a questa iniziativa a Treviso, dove un architetto importante che poi lavorerà sulle case del Balilla, come Ernest Midena, disegna quell'insegna delle osterie. Siamo ancora, partecipiamo alle biennali e scusate, alla triennale di Monza, che non è ancora spostata a Milano, ma soprattutto alle mostre, alla fiera di Milano, presentando questi mobili friulani che riecheggiano a 500, a 600. Siamo apparentemente molto distanti, siamo distanti 20-30 anni dalle cose che abbiamo visto prima. Perché vedete anche qui nel 24 le proposte di Tonizzo, ma anche la proposta di Provino Valle per il municipio di Pontelva è storicista, non è per niente moderna. Sono proposte che si muovono ancora nel senso dell'Italia. Siamo la provincia della guerra, siamo la provincia che ha dovuto battersi in questo senso, e anche all'interno delle organizzazioni del partito. Quindi il discorso dei sindacati degli artisti, viene privilegiata una risposta artistica che è ancora un po' di maniera. Quando nel 1928 si fa la seconda Biennale Friulana d'Arte, il modo di rappresentare il modo di dipingere e di rappresentare il Friuli è ancora molto, molto tradizionalista, è ancora molto legato alla pittura del paesaggio tradizionale. E non è un caso che proprio in quell'occasione i più giovani, quelli che sono vicini ai Basaldella, ai Modotto, si schierano per costruire una mostra a Udine alternativa. Siamo nel 1928, alternativa completamente, con un linguaggio pittorico che è assolutamente in linea invece con quello che si sta facendo a livello internazionale. Ma da un punto di vista dell'architettura cosa si fa? 1928, solo un architetto presenta delle cose moderne all'interno di questa mostra. E questo architetto è Aloisio, Ottorino Aloisio, che usa i materiali della sua tesi di laurea e li presenta anche in alternativa a quella che era stata l'esperienza, quella che in quegli anni è l'esperienza di concretizzazione del foro italico. Cioè lui si è fatto la tesi di laurea sul foro italico nel momento in cui Enrico Del Debbio lo sta progettando e costruendo come lo conosciamo oggi. La proposta di Enrico Del Debbio è classicista, storicista, lo stadio poi con le statue in stile antico. Quello di Aloisio, di questo giovane ragazzo friulano, invece è assolutamente modernista e viene esposta a Udine e fa scalpore, fa discutere all'interno del panorama udinese, perché queste architetture sono delle architetture assolutamente nuove, mai viste, in grado di suscitare forti emozioni, esattamente come la pittura di Modotto, degli altri, di sicuro non vicine alla rappresentazione che invece dà Del Debbio, sia in questo scritto che nella realizzazione. Però questo è anche il periodo in cui Del Debbio lavora a questo tema. Vedete questo continuo incrocio Roma-Udine, no? Lui lavora anche con l'Opera Nazionale Balilla e costruisce questo catalogo, progetti di costruzione, proprio tra il 27 e il 28, su come i comuni devono attrezzarsi
costruendo le case del Balilla per la gioventù italiana che bisogna formare. Questo, ad esempio, è un atteggiamento, quello suo sarà un atteggiamento di tipo appunto molto retro, come anche gusti e rappresentativi. È un catalogo che va bene per qualsiasi parte dell'Italia, mentre invece ancora una volta vediamo Aloisio, Ottorino Aloisio, che presenta il suo stadio modernissimo con questa prospettiva particolare, da questa grande torre che illumina lo stadio, con una prospettiva molto simile a quella che Grali rappresenta qui, cioè l'uomo sul cielo, l'uomo che guarda il territorio dall'alto. Questo era un tema, come vedremo, estremamente importante in quegli anni. Sempre il disegno di Aloisio, mentre invece questo è del Debbio. Qui vediamo veramente il professore universitario, il professore poi di Aloisio, che è molto meno aggiornato dello studente, dell'allievo o del giovane architetto, e costruisce questo catalogo di case del Balilla che vanno bene dappertutto e che rappresentano un po' l'associazione stile storicista, la cosa che dovrà contraddistinguere tutte quante queste opere in modo particolare. Sono gli intonaci rossi, rosso pompeiano, però sostanzialmente sono simmetriche, sono molto spesso con gli spazi divisi maschi e femmine, come succede a Udine, e c'è un catalogo molto, molto importante da questo punto di vista. Ci sono dei segni importanti di ripresa. Nel 27 Aloisio fa degli arredamenti estremamente moderni per il mobilificio Torossi. Ci sono delle tendenze nuove. Lui stesso partecipa alla mostra del 28 a Roma del movimento dell'architettura nazionale. Cioè abbiamo in Friuli uno degli artefici della mostra che per prima porta gli stili del nord Europa all'interno dell'Italia. Sono tutti giovani che vengono da tutte quante le zone, però lui è estremamente capace e bravo. Entra in conflitto con Gilberti, che in quel momento progetta cose di questo genere. E Aloisio, messo in commissione edilizia da Gino di Capporiacco, viene messo in crisi per il fatto che lui bastona questo stile eclettico, vorrebbe a Udine, in Friuli, uno stile modernista, però alla fine quello che succede è che lui viene mandato via da Udine, proprio l'anno dopo aver fatto la mostra del 28 con il Basaldella, e se ne va a Torino, dove avrà la fortuna che ha, cioè diventerà uno dei principali architetti modernisti di Torino, facendo moltissimo. Ci sono in quel momento a Udine anche degli altri giovani architetti che cercano di esprimersi, che hanno più o meno la stessa età, in modo particolare Ernest Midena, lo vediamo qui a sinistra, in contemporanea a un edificio che è dello stesso periodo di Provino Valle. Provino Valle usa uno stile barocchetto, uno stile eclettico con questo barocchetto romano, lui invece è uno stile semplificato e modernista, ma anche Cesare Scoccimarro e Pietro Zanini sono tre architetti di cui vi parlerò in questa breve relazione, fanno cose molto molto moderne. Ma guardate anche Antonio Aloisio, forse l'architettura più modernista che abbiamo in Friuli Venezia Giulia ancora oggi, perché è ancora lì in piedi, è questa che viene presentata nel 21 al MIAR, alla mostra del Movimento per l'Architettura Nazionalista a Roma, ed è il grande silos della cartiera di Colmezzo. È ancora lì perfetto, come è stato progettato da Antonio Aloisio. È un'architettura estremamente moderna, e anche il progetto di Aloisio per il grande parcheggio a Venezia, quello che poi farà l'ingegnere Gnozzi, come vedete è molto più complesso e articolato e molto più bello nella versione di Ottorino Aloisio. Insomma, avevamo in quel momento dei giovani architetti che arrivavano a 30 anni, molto molto preparati, che conoscevano molto bene l'architettura internazionale, soprattutto l'architettura di matrice nord europea e tedesca. Questi sono anche i momenti in cui alcuni altri architetti cercano di proporre delle visioni nuove per i luoghi simbolici del capoluogo
di provincia dell'epoca. Il concorso fatto per il teatro di Udine è un'occasione di confronto. Qui vediamo ad esempio Pascoletti che presenta una versione pre-piacentiniana, appunto siamo appunto nel 31. Però ecco, quello che veniamo è che questi giovani verranno inglobati all'interno di questo grande progetto e saranno loro a utilizzare questo linguaggio modernissimo in questa esperienza delle Case del Balilla. Le Case del Balilla sono un'organizzazione, è l'espressione fisica di un'organizzazione che era in forte conflitto con un'altra organizzazione di partito che era il PNF. Questa cosa che all'interno del fascismo fosse sempre rose e fiori, ci fosse un pensiero unico è assolutamente poco credibile, soprattutto le due organizzazioni, Ricci da una parte, Trace dall'altra, sono in conflitto uno con l'altro. E questo conflitto scemerà soltanto nel 1937, nel momento in cui l'Opera Nazionale Balilla sarà portata all'interno del Partito Nazionale Fascista. Ma fino al 1937 è una cosa assolutamente indipendente. E in Friuli abbiamo una situazione molto particolare che non accade nelle altre province dell'Italia, cioè negli anni 30, dal 29 al 31, abbiamo una persona che fa tutte e due le cose, è sia responsabile del partito che responsabile dell'associazione, ma quello che si vede nella crescita dei tesserati dal 27 al 30 è che non sta facendo molto per entrare all'interno della società del periodo, e soprattutto dal 31 in poi, dal 31 al 36, che diventa pervasiva la forza dell'Opera Nazionale Balilla di entrare all'interno del territorio e diventare una delle associazioni più importanti, a volte in alcuni territori addirittura più importante del PNF, perché riesce a costruire delle opere. E quindi anche il tema, la capacità costruttiva è anche una lotta interna al partito per riuscire a dimostrare che si è più capaci anche del partito stesso. Le prime case assomigliano a quelle che aveva disegnato Del Debbio, del resto era semplice, anche a Pordenone il podestà dell'epoca non fa altro che prendere il disegno che Del Debbio ha e chiede di fare un finanziamento, di mettere in piedi un progetto sulla base del disegno che c'è sul libro. Sono molti gli ingegneri dei comuni che prendono questi disegni e sostanzialmente li ricalibrano in relazione al loro territorio. Molto spesso le Case del Balilla sono un'unica grande stanza che serve per moltissime cose, che vanno dai ragazzi che fanno i soggiorni solari, dall'ioterapia, alla palestra soprattutto, ma al cinema. Cioè, l'importante è che tutte le funzioni di propaganda vengono svolte all'interno di queste case. Case che, come vedete, seguono quel principio che vi dicevo prima, assomigliano alla costruzione di qualsiasi scuola o edificio anche minore dell'apparato delle architetture dei nostri comuni, dei nostri paesi. Non c'è nessuna intenzione di dare un significato simbolico a questa architettura, che forse invece è la cosa più importante di tutta questa serie di progetti che vi illustro. Progetti molto brevi come periodo, dal 33 al 36 accade tutto quello che vi racconto. Queste sono le premesse per capire proprio qual è la differenza tra questo tipo di architettura e le architetture che arriveranno. Anche Ettore Gilberti, quello che abbiamo visto prima, che è il conflitto tra 28 e 29 con Aloisio, progetta la principale casa del Balilla del Friuli, quella di Udine, con queste due palestre, una per i maschi, una per le femmine, e il campo sportivo sul retro. E lo fa con un'impostazione molto simmetrica, storicista, archi, colonne, potremmo ancora dire, come si proponeva Oietti per la rinascita dei territori di confine. E anche la casa del fascio viene fatta da Ettore Gilberti, questa è quella che c'è di fronte alla stazione di Udine, che era appunto la casa del fascio, ancora una volta con materiali estremamente moderni anche all'interno, però nella composizione è un edificio storicista, simmetrico
quasi barocco. L'intenzione è anche di leggere questo processo all'interno della crisi del PNF. Il PNF viene molto spesso descritto, anzi più delle volte non viene studiato per niente. Questo è stato uno dei problemi. Le figure, cioè chi è segretario federale, i segretari federali sono stati studiati pochissimo. Poi le figure minori, cioè tipo il segretario di Pordenone, il segretario del PNF di Pordenone o quello del piccolo paesino, proprio non sono stati studiati per nulla. Cioè noi non abbiamo in realtà studi che ci permettano di descrivere bene come funzionava il potere, soprattutto considerando che il PNF era spezzato in due. È come se ci fossero stati due partiti, con obiettivi anche molto, molto diversi. E nel 1933 scoppia un conflitto molto forte tra le due parti, quella rappresentata da Pietro Pisenti e quella più movimentista, dove ci sono proprietari terrieri, industriali, eccetera, eccetera, cioè la parte borghese della società che ha abbracciato il fascismo, e Piero Enrico Barnaba che invece dovrebbe in teoria avere la parte più movimentista del partito. Pisenti viene un po' lasciato in disparte dalla politica di quel periodo e Barnaba invece diventa segretario federale e sembra che ci sia la possibilità di impostare con Barnaba un periodo di pacificazione regionale e quindi anche di attivazione di tutta una serie di opere, ma anche opere molto importanti. Pensate al tema della ripresa delle bonifiche, la bonifica alpina, montana, la costruzione di nuove infrastrutture importanti per il territorio. È un periodo questo in cui il prefetto che rappresenta ovviamente il ministero arreda ad esempio l'Uffici, arreda la sua residenza a Udine e lo fa con Cesare Scoccinarro e sempre la Fantoni. Guardate, siamo nel 1931. Guardate lo stile, ancora una volta con uno stile profondamente storicista, non è ancora arrivato a nessun segno moderno, eppure Cesare Scoccinarro è quello che l'anno dopo pubblica sulla Casabella di Pagano questo progetto di una casa al mare, pensata probabilmente proprio per Lignano, non è ancora andato a vivere e a lavorare a Milano, ed è invece assolutamente moderna, sembra quasi in grandissimo conflitto con l'immagine che abbiamo visto prima. Ed è il momento, questo, 1932, che Cesare Scoccimarro, attraverso il cognato Aldo Furlan, riesce a farsi dare l'incarico per la costruzione, dopo aver fatto l'ampliamento del municipio di Pordenone, per la casa del Balilla di Pordenone. Le commesse si muovono così, su questo filone di conoscenze e di rapporti. In quel momento, podestà di Pordenone è Galvani, il proprietario dell'azienda, che è una persona che ha un'alta capacità nella cultura artistica e sta chiamando sulle ceramiche anche artisti che si muovono sul tema del moderno, non solo della tradizione. Il periodo del pensiero della casa del Balilla, qui vediamo alcune foto di come era strutturata, è anche il momento in cui Cesare Scoccimarro disegna alcune case del Balilla ideali, però per città grosse, più grosse di Pordenone, e le pensa per la Triennale di Milano. È il momento tra il 32 e il 33 che lui abbandona Udine per andare a Milano perché è convinto che solo lì si possa fare un'architettura appunto moderna. In realtà non è poi così vero. Questi sono i pannelli della Casa del Balilla tipo che lui fa appunto per la triennale di quell'anno. Una triennale molto importante, una triennale in cui il Friuli Venezia Giulia si presenta proprio prendendo tre di quei giovani architetti che vi ho detto prima, quindi Cesare Scoccimarro, Ernest Midena e Pietro Zanini. Questi tre giovani architetti vengono presi da uno del personaggio forse non politicamente, economicamente più importante del Friuli in quel momento, che è Morpurgo, ed è responsabile della Camera di Commercio, e la Camera di Commercio decide di costruire a Parto Sempione una casa che rappresenti il Friuli Venezia Giulia. E questa casa è la casa dell'aviatore. Prima vi facevo notare Crali con le sue foto, cioè con i suoi quadri dall'alto.
la casa dell'aviatore, secondo la Camera di Commercio, e ne parlavo l'altro giorno anche con due amici, sarebbe interessantissimo andare a consultare l'archivio della Triennale per capire anche tutto il processo della scelta di essere rappresentati come provincia di Udine, una delle poche province che ha la capacità economica di costruire un'architettura in quel momento, scegliendo l'aviatore come esempio. L'esempio dell'aviatore è un uomo sportivo, un uomo che deve avere la palestra, che oltre ad avere il garage per l'auto ha il garage per l'aereo e che quindi usa la trasvolata come un modello ideale, è un superuomo a tutti gli effetti, però è un superuomo non vestito classico con il tweed, è vestito modernissimo all'interno di questa architettura. Qui c'è una questione che ancora non è mai stata approfondita dagli storici, perché ci sono almeno 2 progetti diversi della Casa dell'Aviatore. Questo ad esempio è il progetto che fa Scocimarro, ed è probabile che i 3 architetti facciano 3 progetti e poi si arrivi a una sintesi di un'unica casa, che è questa, per la Triennale di Milano. È una delle case più belle, tra l'altro, presentate in quell'occasione, e dentro gli arredamenti sono fatti, modernissimi, fatti dalla Fantoni, fatti da tutte le aziende che c'erano nel territorio prima, quelli che facevano lo stile 500 2 anni prima, adesso te le trovi che fanno dei mobili modernissimi disegnati da questi giovani architetti. Una casa molto bella all'esterno, ma soprattutto molto importante per quanto riguarda le decorazioni interne. Sono coinvolti tutti, anche Abel Furlan stesso presenta una piccola scultura, Pischiuta pure, tutte le aziende, però tutti coordinati da questi 3 giovani architetti. Ed è un manifesto appunto architettonico questo, di un pensiero nuovo che arriva sul territorio. Quindi vediamo i 3 giovani al Parco di Sempione e coinvolgono appunto anche artisti che poi coinvolgeranno nella costruzione di queste case del Balilla, soprattutto Mitri che fa dei quadri per la Casa dell'Aviatore e poi verrà più volte coinvolto come frescante, pittore del muralismo friulano. E qui si vede anche come cambia nella produzione delle ditte di questo periodo, come cambia il modo di raccontare il Friuli. L'altra questione importante è che proprio in questo momento, siamo appunto nel 1933, viene pubblicato anche una guida al Friuli. Questa guida al Friuli mostra il Friuli dall'alto. Cioè abbiamo la casa dell'aviatore e in più il Friuli si mostra dall'alto, perché il Friuli è la regione che è più ricca di aeroporti di tutta quanta l'Italia. Sono tutti gli aeroporti della Prima Guerra Mondiale, quindi l'aereo è una cosa consueta, un'abitudine quasi dopo la guerra vedere l'aereo. E qui vediamo appunto le rappresentazioni del libro e anche nel libro citati alcuni dei quadri di Cali. Le cose cambiano profondamente, cominciano a cambiare nel momento in cui arriva Mario Chiesa e spinge appunto alla costruzione di questo segretario federale che è Arrigo Barnaba, ma cambiano soprattutto nel momento in cui a gennaio il responsabile dell'ONB diventa un giovane ragazzo che aveva sempre fatto segretario all'interno dell'ONB. Eliminano il commissario e questo giovane ragazzo, che si chiama Primo Fumei, diventa il responsabile dell'ONB. E lui cerca un rapporto particolare con Ricci a Roma e incontra moltissime volte Ricci, diventano sostanzialmente un rapporto di fiducia e cerca di farsi finanziare un progetto ambiziosissimo. Lo va a cercare un po' lo va a prendere un po' lo va a trovare un po' dappertutto, compreso ad Asiago, e cerca di stendere all'inizio del 1933 un programma per costruire decine di case del Balilla. Per lui l'infrastrutturazione diventa fondamentale, ma soprattutto strappa un accordo con Roma di questo tipo. L'edificio, il liceo che deve costruire quelli che insegnano la ginnastica e che fanno fare la ginnastica nelle case del Balilla, nelle scuole, deve essere fatto a Udine. È il primo liceo di questo tipo che viene fatto in Italia. Questo liceo viene fatto a Udine, recuperando parte delle strutture che erano già in costruzione
del progetto che vedete sopra. Quello è il progetto per fare la nuova caserma dei Carabinieri. Questa adesso è la scuola media Enrico Fermi, e lui fa il progetto sotto, tenendo conto delle cose che erano già state costruite, i muri erano già stati fatti. Però vedete che il linguaggio cambia completamente. Nel giro di un anno c'è un aspetto completamente diverso nella forma di questo edificio. Ma guardate anche gli arredamenti che vengono fatti proprio in quegli anni, arredando la casa del Balilla fatta da Ettore Gilberti. Sono arredamenti fatti sempre da Fantoni, assolutamente moderni. Siamo proprio ai primissimi giorni ai primi mesi del 33. Lo stile è modernissimo per l'epoca. Siamo anche nel momento in cui succedono delle altre casi, delle altre situazioni importanti, per cui Barnaba, che ha ripreso a confliggere con Pisenti, viene allontanato dalla segreteria. E allora il nuovo prefetto, che è un prefetto di ferro, Temistocle Testa, colui che poi si segnerà di atroci drammi e repressioni quando diventerà prefetto nel 38 di Fiume, fino al 43, lui costruisce, manda via Pier Enrico Barnaba e mette questo giovane che era responsabile dell'ONB, lo mette a fare anche il segretario del PNF. E da quel momento, quindi dal 33, dal 34, PNF e ONB hanno la stessa guida ma anche lo stesso stile. Mentre in tutto il resto d'Italia, non so, tipo Ferrara, la casa del fascio è archicolonne, storicista, la casa del Vanilla di Mioz e Mansuti è modernissima. Non c'è più questa differenza. In Friuli, a partire dal 34, saranno modernissime sia le case del fascio che quelle del Vanilla. E anche questo è un periodo molto importante, è un periodo di crisi economica fortissima, soprattutto qui in Friuli, e la costruzione di grandi cantieri che lavorano per la prima volta con il calcestruzzo sembra una soluzione importante per assorbire quella manodopera che normalmente era assunta dall'emigrazione, che andavano all'estero, insomma. È il momento in cui l'emigrazione comincia ad avere anche delle crisi e anche delle azioni di contenimento. Vado via veloce perché mi rendo conto che la sto facendo un po' lunga. Si costruiscono anche grandi progetti di agricoltura. Questo è il grande impianto autarchico per la produzione dell'alcol a Cervignano. Vedete, ancora con un'architettura da fabbrica che sembra un po' il Lingotto milanese, ancora un'architettura, sì, modernissima, moderna, ma prima della guerra addirittura. Ma soprattutto, come vi dicevo, c'è l'idea di cambiare registro nel diffondere l'azione delle case del regime all'interno del territorio. Se fino al 32 e al 33 questi sono gli edifici sostanzialmente costruiti fino a quel momento, questo è il primo progetto, che prevede, come vedete, la costruzione di molti edifici, ma anche di costruzione di edifici importanti, come la scuola di economia domestica, che è l'attuale visionario di Udine, teatro con la foresteria, che è sempre attaccato a questa, ne ha pensato come in unione, e poi il collegio che vedete con 2.700.000 lire di finanziamento su quello, mentre una casa nel Balilla, come vedete, costava dalle 80.000 lire ai 400.000, quelle più grandi, tipo quella di Pordenone. Viene istituito anche un complessissimo programma di gestione di queste cose, perché uno dei problemi grossi per cui non andavano avanti i progetti fino a quel momento è che nel rapporto tra le approvazioni che deve dare Roma, che dovete pensare è un sistema centralistico molto forte, e i ritorni, poi cambiare il progetto, rispedirlo a Roma, riprenderlo qua, insomma la parte burocratica era stata un disastro a partire dal 27-28 fino al 33, ed erano riusciti a fare pochissime cose. Allora a questo punto lui dice: no, facciamo tutte le approvazioni noi, ci date la garanzia che ci arrangiamo noi e ci facciamo tutto quanto noi, un progetto unico, ne facciamo una ventina,
ma ce li approviamo e voi controllate soltanto la questione finanziaria, non la questione estetica. Si fa dare in sostanza una delega sulla forma delle architetture. Ed è un giovane, questo Primo Fumei, che effettivamente ne capisce di architettura. E i progetti sono estremamente complessi, ma vengono gestiti lì, all'interno di un ufficio specialistico, all'interno dell'Opera Nazionale Balillo, all'interno del PNF, e poi costruendo degli uffici all'interno della prefettura che seguono tutto questo. Questa complessità è quella che mi ha permesso di ricostruire il quadro di quello che è accaduto. Perché questo ha lasciato depositi sul genio civile, sui diversi comuni. I disegni li abbiamo trovati a Parma, nell'archivio dove sono finiti i disegni di Aramis Midena, alcuni disegni li abbiamo trovati a Milano presso gli arredi di Scoccimarro, altri sono finiti all'interno della Galleria d'Arte Moderna, eccetera, eccetera. Insomma, siamo riusciti a ricostruire il bagaglio di disegni e di architetture. Adesso ve le faccio vedere. Chiudo molto velocemente, adesso mostrandovi queste in sequenza. I progetti funzionano dal 33 al 36, perché nel 36 il Primo Fumei viene mandato via e chi lo sostituisce non sarà più in grado di reggere l'importante senso e peso dell'apparato burocratico messo in piedi, che è defaticante, anche in quel momento è stato defaticante. I problemi non ci sono soltanto con le imprese che sono costrette a prendere i lavori a un prezzo molto basso in un periodo di difficoltà. Alcune imprese falliranno per costruire queste case. Ma soprattutto la cosa difficile è riuscire a reperire i finanziamenti, perché in parte metà li mette Roma e metà deve metterli il comune, e quindi c'è tutto il problema di come procurarsi i soldi, perché non basta il volontariato. Alcuni comuni come ad Aiello le fondazioni le fanno con i volontari. Questa è la casa del bambino di Aiello. Però non è sufficiente, bisogna avere risorse economiche che i comuni assolutamente non avevano e non potevano nemmeno indebitarsi all'epoca. Come vedete, le case del Balilla che presentano questi due ragazzi in modo particolare, Scoccimarro e Midena, poi Zanin farà una cosa sua particolare per la colonia di Vignano. Come vedete sono estremamente moderne rispetto a quelle che abbiamo visto prima, modernissime. L'uso delle opere d'arte all'interno è esplicitato ad esempio in questo pannello a Basigliano. A Martignaco siamo riusciti a ritrovare la posizione dove era stata progettata, era stata coperta un dipinto di Mitri, l'abbiamo salvato. E come vedete ci sono architetture. A Buia, ad esempio, vengono fatti 3 progetti, tutti e 3 molto molto moderni. Lo vedete in contrapposizione uno all'altro. Il calcestruzzo è l'elemento importante, siamo prima del 36, nel 36 sarà vietato, no? Con i temi dell'autarchia, ma soprattutto quella del blocco e della chiusura e l'utilizzo del ferro, dell'acciaio soltanto per lo Stato, e quindi per le armi e non per l'edilizia, impedisce di portare avanti ulteriormente questa esperienza e questa ricerca. Queste sono le case, anche qui è una questione interessante. Questa è di Scoccimarro. Scoccimarro in quel momento, 33, si è già trasferito a Milano, però disegna a Milano le sue case come questa e poi spedisce i disegni a Midena. Midena, che fa un po' il sovrintendente di tutti quanti i lavori, ridisegna e fa la direzione lavori di tutto questo. E questo provocherà dei ritardi grandissimi e provocherà anche delle forti proteste da parte degli altri architetti che dicono: ma qua gli unici che progettano, che costruiscono con i soldi pubblici, sono questi 2 architetti qui, Cesare Scoccimarro e Midena. E tenete presente che fino al 33 non sono iscritti al PNF, si iscrivono solo per riuscire a fare i progetti nel 33. E questa è anche una questione interessante da analizzare, perché c'è stata la capacità di dare questi lavori non ai fidi architetti come poteva essere Cesare Miani, che era assolutamente fascista, partecipava a qualsiasi iniziativa vestito con la camicia nera ed era il responsabile degli architetti, dell'albo degli architetti della provincia di Udine, ma anziché darla a lui
stata data a questi ragazzi che avevano invece una visione completamente diversa dell'architettura. Ad esempio, questa è la casa, la prospettiva Ernest Midena della casa di Osoppo. Qui siamo invece con Cesare Scocimarro per Maniago, questa è dove adesso c'è la scuola media di Maniago che hanno demolito questo edificio bellissimo. Questa è la casa del Marinaretto Precenico, che è ancora esistente, una delle architetture più belle, attribuita agli ingegneri visentini, ma in realtà senz'altro opera di Midena, però le proteste facevano sì che dovevano fare anche delle azioni di scambio, per cui alcuni ingegneri venivano coinvolti per fare i calcoli, alcuni per fare i collaudi, e in questo caso qui chi faceva di solito i calcoli per Midena risulta essere il progettista dell'architettura, però Vicentini non è mai stato in grado di progettare delle cose così belle e soprattutto così belle anche dal punto di vista dell'impianto urbanistico, perché la costruzione di Precenico di questo edificio dall'altra parte del fiume allarga la piazza comprendendo lo Stella all'interno della piazza e quindi definendo questo grande rettangolo con l'acqua dentro e quindi le barche con i bambini che fanno appunto i marinaretti. La casa di Talmassons è una delle più semplici, ma anche una delle più difficili ad essere costruita perché non riuscivano ad avere i soldi. Quella di Codroipo è una delle più grandi, adesso è il teatro di Codroipo ed è uno degli edifici più belli che si chiama Hermes Midena, e in questa planimetria Midena mostra anche come pensava di organizzare gli spazi esterni, quindi il campo da calcio, gli spazi per la ricreazione e il gioco, e quindi anche gli spazi per la colonia aeroterapica, che era un altro dei problemi importanti che affrontava sempre l'Opera Nazionale Balilla. Qui abbiamo una delle, secondo me, delle più belle case del Balilla, quella di San Daniele, ancora adesso quasi perfetta nella sua forma, manca soltanto quel vuoto al centro di questa enorme pensilina sorretta da questi stuzzicadenti che sono un'invenzione per il momento, perché questi pilastri in cemento erano difficilissimi da fare, hanno una sezione di 20 centimetri per quell'altezza, sono dei prefabbricati in pratica e sono veramente un caso molto particolare anche dal punto di vista della statica da studiare in questo caso. È un edificio assolutamente da studiare questo. Però, come vi dicevo prima, questo potere di questi due, di questo segretario federale e di questi giovani architetti viene messo in crisi dalle proteste, per cui alcuni progetti vengono dati a ingegneri come Santi, che ha progettato la scuola di Precenico che vedete sotto in basso a destra e fa quello sopra. È evidente che non l'ha fatto lui, che non sa progettare in questo modo qua. Sicuramente Midena gli ha fatto il disegno e poi lui ha cercato di ridisegnarlo e sistemarlo, però quella pensilina così profonda che crea un effetto di ombra molto forte che viene forata da quel terrazzo che si inserisce dentro è una cosa che è completamente fuori dalla logica dell'architettura di Santi, ma anche dell'architettura di quel periodo, quello del municipio appunto di San Giorgio in Nogaro, fatto nel 1912 sempre da Santi. In alcuni casi, anche case del Balilla del primo periodo, come quella che vedete in alto, lassù in cima, simmetrica, vengono rivestite completamente, qui siamo a Cividale, da una nuova architettura. E in alcuni casi, come vedete, diventano molto molto complesse, ma sono complesse anche da un punto di vista amministrativo. Ad esempio, quella di Gemona, composta da due strutture molto diverse, quella dove stanno tutte le associazioni, gli spazi per insegnare a fare il cucito alle ragazze, alle giovani italiane, e dall'altra parte il cinema palestra, viene fatta fare a Morganti, che è un imprenditore, la Filanda lì a Gemona, scusate, sto quasi per finire. Viene finanziata finalmente anche quella di Pordenone, perché appunto nel primo periodo il problema grosso era che non arrivavano i soldi, e invece si riesce con questo accordo e con questo controllo da parte di Udine, non da parte di Roma,
dei processi economici e anche ad approvazione dei progetti si riesce a farla decollare, ed è, guardate, è molto interessante il Pordenone, perché il progetto della casa del Balilla è del 32, come si diceva, è precedente a questo periodo, quindi era l'esperienza di Cesare Scocimarro da solo, diciamo. Però poi in realtà, sempre con Galvani, progetta anche la Casa del Fascio e come vedete non c'è differenza di stile. È un'architettura appunto sempre modernista che richiama i temi del Bauhaus, del Nord, di Gropius, le architetture di questo tipo. Tra gli architetti che protestano c'è anche il sempre pronto in camicia nera Cesare Miani, che era stato tagliato fuori dopo aver fatto tutta una serie di progetti bellissimi per Udine in stile eclettico e aver ricostruito cose importanti a cave del Predil, come le palazzine delle case degli operai, la palazzina dell'amministrazione. Non riusciva più a girare negli anni 30 un progetto pubblico che fosse uno, alla fine cerca di accontentarlo con la Casa del Fascio di Cividale e cerca di esprimere un'architettura completamente diversa da quelle che faceva prima, cercando appunto di relazionarsi alle cose che venivano pubblicate sulle riviste degli anni 30, soprattutto da Pagani. Viene finito il collegio di Midena, anche se sarà un lavoro molto molto lungo. Tra le funzioni complesse dell'ONB c'è senz'altro quella della casa per le giovani italiane o dell'economia domestica, una casa pensata proprio da Primo Fumei per diventare la scuola delle servette. Cioè, le donne dovevano essere attrezzate e preparate a diventare le governanti delle case milanesi o delle case veneziane. Questo era l'obiettivo che si poneva. Era un'immigrazione che veniva pianificata con un po' di istruzione, quindi seguiva un po' le case, le scuole di arti e mestieri per i muratori. E poi c'era il problema delle colonie, che era un problema che sentiva molto forte Temistocle Testa. Questa è quella pordenonese, che erano delle baracche lungo il Metune, erano delle colonie veramente povere dappertutto e il turismo sociale viene incanalato proprio in questi anni, tra la fine del 34 e il 35, su due grandi concorsi, la costruzione di due grandi strutture moderne, la colonia di Lignano, la colonia montana, che prima doveva essere fatta a Forniavotri e poi verrà fatta volutamente a Tarvisio. Queste due grandi strutture verranno date una all'ONB e una al PNF. Ma perché? Proprio perché era sempre la stessa persona che comandava sia un'organizzazione che l'altra e non cambia il registro architettonico. Quelli che cambiano sono gli architetti invece. E qui si coinvolge, viene fuori Pietro Zanini, no? Che avevamo visto con la casa dell'aviatore nel 1933 e appunto nel 1934 lo accontentano facendogli vincere il concorso per la casa, per la colonia di Lignano. Un progetto bellissimo, ancora oggi è uno degli edifici più belli di Lignano. Quella volta progettato sulla riva del mare, adesso è a debita distanza, è diaframmato anche da un sistema di dune che lo rendono quasi invisibile dal mare, però un'architettura appunto estremamente moderna con tutto questo sistema anche di prefabbricazione degli anni 30, che è una cosa molto nuova. La casa invece del Fascio a Tarvisio viene progettata da De Rossi Morelli, che pure aveva fatto calcoli strutturali, molti collaudi delle prime opere delle case del Balilla e qui ce lo troviamo invece come architetto progettista, anche questo un edificio estremamente moderno e molto molto bello. Alcune altre case vengono fatte con uno stile molto diverso, ma sono coeve sempre, sono sempre di questo periodo, 33-36, e sono case per la montagna, case del Balilla per la montagna, dove l'obiettivo proprio chiesto da Testa è quello di non fare delle case costruite in cemento, degli edifici fatti in cemento, ma fatti in modo che le imprese del posto le sappiano fare, quindi costruiti con sistemi tradizionali, murature, tetti in legno, e questi giovani architetti riescono a costruire, a pensare, a progettare delle case veramente bellissime, tipo questa di Prato Carnico, che doveva contrapporsi alla casa
del popolo di Prato Carnico, e con un'architettura che assomiglia a quella dell'architettura tradizionale. Guardate anche questa di Cave del Predil. E l'obiettivo in questi casi, soprattutto in montagna, è costruire le case nei centri più industrializzati, tra l'altro, che sono anche quelli in cui c'è crisi del lavoro, ma c'è anche una crisi politica in piedi, e bisogna dimostrare che il fascismo riesce a muovere produzione, lavoro e architettura. Questo è Cesare Squarcimarro a Moggio Udinese, una delle case del Balilla più piccole, e alcune non vengono assolutamente realizzate, come questa bellissima di Tarvisio, che recupera l'idea del trampolino di lancio che era stato costruito 4 anni prima a Tarvisio per l'arrivo del Duca d'Aosta. Sempre con questo grande spiovente che richiama un trampolino degli sci, capite che quindi c'è anche sempre il richiamo a un immaginifico modernista all'interno di queste architetture. E queste architetture cominciano a essere fatte anche da associazioni che non sono di partito, come l'Associazione dei Mutilati di Pordenone, quindi si giustifica il perché abbiamo un'architettura di questo tipo, proprio perché attraverso i quadri del potere politico che hanno ormai accorpato all'interno dell'idea del fascismo anche le associazioni combattentistiche, si arriva a proporre architetture di questo genere. Ce ne saranno anche delle altre brutte e incoerenti, come quella di Merito di Tomba, fatta dal direttore del museo di Udine, che dimostra di non essere molto capace ovviamente come architetto, oppure fatte da ingegneri che riescono a strappare alcune commesse. Questa è quella che vedete quando andate ad Aquileia, il supermercato di Aquileia, era la casa del Barilla di Aquileia, oppure questa dove c'è il laboratorio dell'ASL a Martignacco. Una in modo particolare ha un significato importantissimo perché il Palazzo Barnaba a Buia era un luogo della sinistra per eccellenza e viene dato al fuoco dai fascisti negli anni 30. Le strutture che si salvano all'incendio, dentro c'era la società operaia, vengono trasformate non casualmente nella casa delle associazioni fasciste. E le istituzioni fasciste vengono collocate all'interno di una struttura in muratura che viene rabberciata da Hermes Midene, che cerca di modernizzarla e costruisce anche questo arangario verso la piazzetta. Vi dicevo, tutto dura fino al 36. Prima di andare via, Cesare Cumei aveva intenzione di fare anche tutte quante queste altre case che vedete in verde. Era un progetto estremamente ambizioso che rimane in realtà soltanto un programma scritto sui battuto a macchina presso la sede dell'ONB, e non ne sappiamo molto altro. Cosa succede di questi giovani architetti di Primo Fumei? Primo Fumei viene mandato a Trento, quindi viene proprio allontanato dalla regione, e continuano le lotte tra le due componenti del PNF. Il prefetto rimarrà qui fino al 38 e poi verrà appunto mandato a Fiume, e non ci sarà più nessuno in grado di giocarsi una capacità di investimento molto forte in provincia di Udine. Ma è il momento anche in cui ci si rifugia nel simbolismo. Arrigo Barnaba, i due fregati in sostanza, per Arrigo Barnaba e Primo Fumei, fanno questo viaggio per l'Africa orientale. Dimostrano che vanno in Africa orientale con i coloni che stanno andando in questo territorio, quindi in qualche modo si reinterpretano. Invece chi non si sposta sarà Ernest Midena, che rimane qui e continuerà a fare una serie di schizzi, ma senza più commesse vere e proprie. Questi sono molto belli, questo è l'istituto magistrale fatto a fianco al collegio di via Pradamano, e costruisce per alcuni progetti per alcune amministrazioni comunali, come la colonna elioterapica di Tarcento e la sistemazione del centro di Tarcento, oppure la Casa del Fascio. Rimarranno soltanto come disegni queste cose. Questo è un suo schizzo sulla casa della GIL da costruire con strumenti non tecnologici del 36, ma il disegno del 38, quindi in piena autarchia, con travature in legno e murature in muro principale. La stessa cosa, Casa del Fascio di Cervignano, apparentemente moderna,
ma i solai sono in legno. E poi nel 1938 verrà assunto per costruire alcuni apparati scenografici per la visita di Mussolini. Butta giù degli schizzi, non sono stati realizzati, non riesce ad avere il finanziamento per farli, e sono le ultime opere che Ernest Midena disegnerà per il regime di quel periodo. Come dicevo prima, questi sono disegni del 1938, ormai tutto è finito, stanno finendo i lavori delle case impostate nel 1936, ma non c'è più la capacità da parte dello Stato di andare avanti. Ecco. I motivi sono un'azienda di geografia, quindi geografia storica la mia venga bene il corso di storia. Questa Trieste. Quindi ho avuto dei diverso. Io devo ringraziarlo perché il suo libro è uno spaccato, io l'ho detto, come un dei pochi, come uno del quasi 1500 anni. Sono utilissimi per capire tutto qua, però si è giù. È una storia sociale del Friuli bellissima, cioè è il racconto, quello che emerge al di là delle vicende degli architetti e degli scontri stilistici, chiamiamoli così, mi sarà consentito. È un racconto completo che spiega buona parte, secondo me, di quelle situazioni di crisi e di tentativo di recupero vissuta dalla popolazione della allora provincia di Udine tra le due parti. E molte cose che io ricordavo, io avevo visto, le ho trovate giustificate o in parte confutate dal racconto che fa Moreno su quel periodo. In questo periodo preciso della costruzione territoriale, ma di quell'atteggiamento nei confronti del territorio. Allora, secondo me questo è un grande racconto di una trasformazione del territorio, ma soprattutto di una volontà di riconquistare o di portare la popolazione del Friuli al regime, convincendo in qualche maniera che valga la pena mettersi con quelli che avevano vinto e che governavano ormai la vita. Detto così, siamo un po' brutali, ma parto da quelli che sono i miei punti fermi. Il mio punto fermo è che la provincia di Udine, che esce dalla prima guerra mondiale, o meglio, che esce dall'anno di occupazione arbusica dopo la ritirata di Caporetto, è una provincia che ha perso la quasi totalità delle ricchezze e dei beni che aveva accumulato nel periodo precedente, dall'inizio dell'unità d'Italia. Come dice Francesco Muzzoni, che è presidente della deputazione provinciale, del Consiglio provinciale di Udine, all'indomani della fine della guerra, quando fa una relazione per discutere, per descrivere i danni di guerra, dice che il Friuli ha perso in pratica tutto quello che è stato costruito nei 40 anni come le rimesse degli immigranti temporanei, a partire dalla fine dell'ultima parte dell'Ottocento fino a e siccome il Friuli, viveva fondamentalmente di rimesse degli immigranti temporanei, noi li chiameremo trasfertisti con il linguaggio di più corretto che emigranti temporanei, viveva in tutta l'economia, in particolare anche l'economia pubblica, questo mi interessa per loro, viveva grazie a queste rimesse nel momento stesso in cui scoppia la guerra, si blocca il passaggio temporaneo degli uomini che andavano a lavorare all'estero e non possono più portare i soldi in pratica per coprire al paese, per coprire le spese dell'Italia. Non possono più, finita la guerra, tornare a immigrare, a lavorare come prima, perché l'impero asburgico non c'è più, perché Trieste è diventata italiana,
perché la bassa barriera a quelli circolari post-guerra, di qui parte la crisi micidiale. Moreno lo dice continuamente quando nel suo libro riporta in periodici dichiarazioni del numero di disoccupati in provincia di Udine che variano fino a 50.000 su una popolazione di 600-700.000, considerando che metà, questi qua sono quasi tutti quanti uomini, bene o male, abbiamo un'immigrazione che un tasso di contribuzione adesso la ministra non occupabili, non disoccupati, gli occupabili di allora è una cosa che qui ci avrebbe atterrito e ci avrebbe sconvolto come no. E qui è sconvolgissimo quello da perché all'indomani della guerra lo Stato italiano deve scegliere se rispondere i danni da costruire il Friuli distrutto o finanziare le nuove province annesse, per le quali 5 milioni sono stati gli italiani che hanno indossato la divisa durante la prima guerra mondiale, su una popolazione di 35. Vuol dire che uno maschio per famiglia ha avuto a che fare direttamente con la prima guerra mondiale. Tutti hanno saputo. E la prima guerra mondiale l'hanno fatta fondamentalmente per enti triesti, sintetizzando al massimo, senza avere ben chiaro cosa fosse il tempo, senza avere ben chiaro cosa fosse il tempo, non sapevano c'erano questi due riferimenti. Lo Stato italiano si è integrato, si è consumato per fare la prima guerra mondiale, nel momento stesso in cui, finita la guerra, bisogna finanziare il recupero del Friuli disastrato dalla situazione, o delle province annesse che non hanno più la possibilità di vivere alla vigilia della prima guerra mondiale, i scarsissimi irredentisti triestini a un certo punto scrivono che sono perfettamente sicuri che se Trieste diventerà italiana, in Piazza Grande crescerà l'Erba. Cioè, sanno che anche in Piazza Unità, nel salotto della città, non ci sarebbero state le condizioni per vivere nella stessa situazione di prima. Non ci sarebbero istruzioni, la crisi sarebbe stata enorme. Quindi lo Stato italiano si trova al comando della guerra dove decide: si finanzia Spirri o si finanzia Trieste? E decide di finanziare Trieste. E secondo me questo è il momento in cui viene inventato il trattino che aveva messo nella Costituzione del 48 nella regione Friuli Venezia. Perché fino a quel momento Trieste era uno dei poli principali dell'immigrazione del lavoro dei friulani, con un vantaggio reciproco della città che cresceva e di quelli che andavano a lavorarci. Nel momento stesso in cui salta il confine, diventano tutti parte dello stesso Stato, inizia la contrapposizione, inizia una crisi che fa per un lungo periodo, perché a 5 anni dalla fine della guerra, dalla fine del 23 fino al 24, l'attestazione ufficiale della percentuale di danni rimborsati nella prima guerra mondiale, di danni documentati per questa presentata richiesta, è dell'11,7%. Il che vuol dire che il 90% dei danni non è arrivato e non arriverà neanche successivamente. E quindi questa è un Friuli che fino al 1925 anche la parte popolare cattolica non è che sia particolarmente entusiasta del fascismo, non è che come il Partito Nazionale dopo la marcia su Roma entra nel governo mussoliniano. In Friuli quella parte movimentista cattolica che aveva contestato le proprietà all'inizio della guerra, che aveva in qualche maniera portato diversi preti in consiglio provinciale alle elezioni amministrative del 20, quella che in qualche maniera aveva agitato così, fa sì che solamente quel 25 il fascismo entri in crisi. E quindi il fascismo, nel periodo che discute Moreno, deve affermarsi, deve conquistarsi. Il territorio deve conquistare la fiducia, deve conquistare la fiducia delle popolazioni, puntando su chi? Su quelli che sono nati e che non hanno conosciuto quello che c'era prima del fascismo. E non è una coincidenza che tutta la guerra parte dal 33, nei primi anni 30 perché sono state dal 27 chiuse tutte quante le associazioni giovanili possibili, rimane solo l'azione cattolica, tutto il resto viene sciolto, scout, qualsiasi cosa. Quindi tutto il movimento, l'attività, le attenzioni nei confronti delle classi più giovani si passa attraverso la Nazionale Balena. E che vuol dire cosa? È la televisione che Berlusconi fa negli anni 80 per quello che farà dopo. Comincia a costruire e si pensa una società che dai più piccoli, dai più giovani, pian piano si costruirà progressivamente
fidelizazione, potremmo chiamarla, nei confronti del regime. E la costruzione di tutte queste strutture, oggi qui si è parlato degli edifici, ma ci sono anche tutti quanti i campi da calcio, per tutte le attività che vengono portate avanti per costruire questo grandissimo sistema. Questo lo L'unica cosa che ho trovato conferma è lo scontro fortissimo all'interno del fascismo friulano. Lo scontro che è trasversale al regime. Ci sono fascisti nella parte là, ci sono gruppi di potere fortissimi e sono il vecchio e il nuovo. Borburgo è parlamentare prima della prima guerra mondiale, ha il suo feudo in Friuli. Noi adesso lo ricordiamo per la fine che fa dopo con le leggi razziali, ma è uno dei boss più potenti. Pisenti viene fuori, Spezzotti lo troviamo continuamente nel suo libro. Allora, un'idea dello scontro che c'è in questa regione a me viene data sempre. Ho visto che mi diverte, ma anche questo è un po' più difficile, perché se cito Giuliano Gemma che fa il prefetto di Ferro, nessuno sa chi sia e nessuno si ricorda quel film. Però, quando finalmente con l'inizio degli anni 20 anche la pianura friulana rientra nelle leggi per la bonifica integrata e quindi partono i possibili finanziamenti di trasformazione del territorio, si apre una corsa e una lotta intestina che è fortissima. La bonifica integrale è quella, diciamo, fra il tagliamento del gorzo, che prende tutta la massa, riguarda un territorio che è grande come più o meno un quarto dell'intera pianura friulana fino a come punto coltivato. Poterci mettere le mani vuol dire trovare l'area agricola bella, nuova, fertile, ricca, utile, messa a posto, più grande che c'è, un vantaggio economico grandissimo. C'è uno scontro fortissimo tra gruppi di potere che sono ai fascisti, ma sono trasversali alle banche, sono trasversali alla società locale, anche se si potrebbe distinguere solamente tra vecchia nobiltà e nuova nobiltà territoriale, ma si scannano a tal punto con progetti di grandi professori universitari e professionisti nazionali che per decidere chi mette a posto, chi dovrà gestire questa questione, da Roma viene mandato il Giuliano Gemma, quello che dopo sarà Giuliano Gemma, cioè Cesare Moro. Quello che come precedente, cosa aveva fatto? È stato mandato a Palermo per cercare di schiacciare la mafia e viene allontanato da Palermo perché funzionato in qualche modo, viene promosso senatore e da Palermo il senatore viene mandato a gestire le zanzare della massa, cioè la zona più alta di malattie e più grande lavoro che c'è. E rimane qui per una decina di anni gestire quella vicenda per rintuzzare gli appetiti delle vari gruppi di potere. Spezzotti è proprietario, fino ai primi anni, di una parte acquista di Lignano con lo stabilimento balneare. Prima ancora si è fatta la strada, prima ancora che incomincino le bonifiche, lui ha già investito per fare investimenti sul turismo balneare. In un posto dove in quel momento neanche in quelli con la sua doppietta aveva potuto abbattere le zanzare che erano presenti in quel tempo. E questo è un bello che cercando di stare a breve per dopo regolare decisi per arrivare al paese. Una cosa straordinaria che viene fuori dal livello di rigore, ma che si può cominciare a fare storia del fascismo su questa provincia, su questa regione. Io lavoro a Trieste, anzi ci abito anche. Di là si non può fare sul resto del Friuli e non solo del Friuli, dello Friuli, di tutta la regione odierna, parlare di fascismo, studiare fascismo oggi è una cosa che sia uscita di moda, che non ha l'importanza che ci siano altri argomenti e soprattutto magari non ci sono fonti perché c'era la legge di confine, perché dopo gli archivi principali del partito fascista non ci sono più, ma ci sono una quantità di fonti secondarie complete, utilissime, che attraverso uno spoglio, un lavoro, che è un lavoro, fare ricerca che suppone andare a cercare, quindi trovare, anche trovare, quindi fatica, tempo, investimento di tempo e di volontà, e si può cominciare a fare tutto. E manca completamente una volontà di capire questo territorio, perché siamo stati una regione profondamente antifascista, con una grande partecipazione nella guerra di liberazione, con una grande presa di posizione politica in quel momento anche successivo, ma possibile che sia invece
la maggioranza del voto e dei consensi sia stata radicalmente diversa nel secondo dopoguerra. Ci sarà stata una qualche continuità tra quello che succedeva prima del maggio del 45 e quello che succede dopo, nel ventennio. Il fatto che l'Italia fosse fascista non è che diceva l'Italia tranne il Friuli, tranne parte della Venezia Giulia, allora no, c'era una fascistizzazione ampiamente diffusa, c'era un consenso molto diffuso, che per tutta una serie di motivi non si è studiato prima, c'è la difficoltà dei documenti, e adesso non si studia più perché non è più di moda, perché si preferisce dare altre letture, perché è diventato più importante raccontare qualcos'altro. E così, ad esempio, all'Università della Venezia Giulia la storia contemporanea, che si occupa, dico della seconda metà del Novecento e della prima del fascismo, è praticamente scomparsa. E quindi ogni tanto vengono gli studenti, vengono a chiedere tesi a me, magari coinvolgo Gigli o altre persone che si occupano di queste problematiche, perché ce ne sono anche. E questo è un piccolo problema complessivo della società. E una cosa che emerge anche, l'idea di cosa come dovevano comportarsi i cittadini friulani. Allora, innanzitutto, non se avete notato nelle diapositive, il gioco di squadra è solo il come si dice. Non esiste altro. In un'unica diapositiva, in un'unica slide, c'è un campo da tennis presentato nel posto. Non c'è altro. Non è che c'è previsto lo sport antico, neanche, non esiste. Mettere assieme determinati momenti. 1938-1934 l'Italia vince il campionato di mondo di calcio. Quindi la reclama di continuare a fare è fondamentalmente portarli lì. Le palestre non sono pensate per, come quelle di adesso, quelle scolastiche, almeno il campo di pallacanestro e il campo di pallavolo. Misure minime. Ci sono nel settore personale. Però rappresentano una presenza sul territorio fondamentale. Portare questi edifici e mettere la bandiera. E come io ho studio le trasformazioni del paesaggio, quelle del confine orientale, e come quando finita la guerra, invece di fare i monumenti per i morti del territorio, bisogna costruire Re di Puglia, Oslania, Corrente, grandi cimiteri di sommorti della prima guerra mondiale, che non servono tanto per ricordare i morti disgraziati combattendo la guerra mondiale, ma servono per dire quel territorio, cioè alla Spagna diventata italiana, è arrivata in Italia, no, perché più rischiata la nostra storia qui, di università di Cavalli Spudici, o ancora peso siete all'oggi all'oggi sloveni. E la stessa cosa, ci sono di presenza, si deve ragionare, rischiare di fare come le bestie, di sciare allora, secondo me, lo sprone che viene dalla storia è cominciare a andare di nuovo nei film, a trovare gli archivi, partendo da un'idea abbastanza precisa, vedere che si è e che non c'è. Il buon segretario, presidente dell'opera nazionale. No, quello regionale. Quello regionale. È un giro che si lava nel 44 quando aspira a diventare perfetto alla fine della superiore. Non ho capito bene dalla negoziazione che ho trovato se gliele tolgono e il passaggio non era perfetto oppure Sarà perfetto solo per 43. sarà perfetto nel primo mondiale e finisce dopo anche in Sicilia dopo 44 a fare organismi il piano nazionale di Stato. C'è dopo il quarto degli anni. Il fatto che senza poco è veramente drammatico perché sono queste sono le cose. E la seconda Università di Trieste quest'anno festeggia il centenario, quindi è la sua testimonianza. L'Università di Udine è lì da più di 40 anni. Gli istituti per la storia dei movimenti di liberazione sono presenti a Trieste, il sistema del Friuli Venezia Giulia, però adoperando quel sistema triestino che raccontare il Friuli, Zeppellinare, Marde, Panocce, che comincia dopo le gallerie di Lira, danno questa definizione, non è divertente, però parlano solamente di Trieste o al limite dell'Istria, e quello di Udine
bravissime persone, lo fanno, pubblicano la rivista. Perché non si occupano più di questi temi? Perché hanno delegato ad altri la storia della nostra comunità, la nostra storia, perché bisogna trovare che ci sono persone che volontariamente mangiare tutto il tempo, consumando il sole, tutto quanto, si mettono a farlo, e quelli che dovrebbero farlo raccontano altro, si ispirano magari alle divise della prima guerra mondiale o, cosa importantissima, riparliamo insieme, i bunker disseminati in regioni, migliaia di bunker disseminati in regioni per le opere di difesa della guerra civile. Su un migliaio, più o meno tutti quanti uguali. Perché non comincia questo? Questo è uno dei dubbi che fa venire fuori. Tutti quanti si mettono roba dove non conto. Allora, cercando di evitare quello che lui difetto con la smania della completezza di voler dire tutto livello. Allora, punto 1. Questo di Moreno è un libro ricchissimo, che però chi non l'ha letto deve rendere conto che è ricchissimo, ma non è appannante, nel senso che ci sono molte più immagini, molti più progetti di quelli che avete visto questa sera, quindi è un libro che per molti aspetti è anche un almanacco che si legge con estrema facilità. È un testo veramente piacevole. Ha un'importanza, ovviamente sono d'accordo con quello che hanno detto loro due, direi che quello che ho sottolineato è questo, che questo è un buon esempio di storia sociale. Cioè quella storia che da più di un secolo è stata inventata soprattutto dalla scuola francese di Canal, Bloch, Ferber, Brodel, via discorrendo, e che in Italia ancora fatica, ci sono stati grandi esempi, ci sono stati dei momenti di gloria, però in buona sostanza noi siamo rimasti ancora all'histoire battaglie, come dicevano alla storia più nozionistica e asfittica possibile. Per tirarla breve, guardatevi sulla storia della trasmissione di Paolo Mieli e arrivando appunto all'argomento, eccetera, cioè il periodo fascista, qual è il fascismo che possiamo leggere attraverso le trasmissioni di quella rete della RAI specificamente dedicata alla storia? È le vicende spesso di cronaca rosa del dittatore, le vicende di quelli che purtroppo non sono stati loro al posto di Mussolini, quindi ci raccontano di Balbo, di tutti quegli altri, non faccio vedere. Tutta una serie di robe alla fine delle quali cosa rimane alla popolazione italiana, non serio, se non per le tradizioni familiari e se non per singole scelte individuali di studio e di approfondimento, cosa resta alla popolazione italiana? Che la cosa è di estrema importanza. Cosa resta alla popolazione italiana nella memoria del fascismo? Rimane, nel migliore delle ipotesi, una storia molto disneyana. Cioè, in buona sostanza, la versione più volgare di quella che è la storia classica, religiosa, cristiana, di un percorso di caduta, passione, rinascita. E questo tipo di meccanismo viene fortificato in 70 anni a questa parte dal meccanismo di celebrazione. Il meccanismo di celebrazione maggioritario, almeno fino alle posizioni politiche, per cui e poi c'è la risurrezione, i suoi apostoli, santi, eroi, eccetera. Oppure dall'altra parte, quelli che fino all'autunno scorso erano ufficialmente in minoranza, per credere che i risultati elettorali, la situazione in cui ormai il mondo neanche metà della popolazione, siano poi rappresentativi dell'opinione pubblica, per gli altri è invece la stessa storia esattamente rovesciata. No?
sono loro e probabilmente tra un po' qualcuno verrà riproporre il fatto che la risurrezione sia stata nell'anno di grazia 2022, no? Di grazia 1946. Allora è chiaro che di fronte a tipi di letture di quel genere c'è una questione sostanzialmente finita. L'interesse storico, civile, formativo di queste vicende per la popolazione più o meno come lo schiaffo di Anagni e il trasferimento del papato nel basso del Medioevo a Avignon. Per cui può interessare a tutti noi, che può avere anche in caso delle ricadute, nel senso in considerazioni anche attuali, volendo, ma è così lontano che si può fare un piano ragionarci sopra, che comunque uno dice, mi interessa. Il lavoro invece che ho fatto, Moreno, e tutta l'attenzione che c'è stata data al lavoro sulla questione degli archivi è importante proprio perché dimostra le potenzialità che sono state dimostrate da altri studi, anche modestamente, viste anche lì, del fatto di cominciare a studiare le cose da un altro punto di vista. È vero che gli archivi comuni e gli archivi in tutte le istituzioni sociali, istituzionali, locali, quando ci sono ancora, sono estremamente interessanti. Anche le testimonianze orali, con l'avvertenza che quando la testimonianza ce l'ho 30, 40, 50 anni dopo, va sempre verificata perché è morto, no? Ed è un fenomeno assolutamente naturale e studiato. Chi piglia questi blocchi di documentazione scopre che spesso non l'ho mai visto nessuno, no? In caso che cerca che sia una ragazza per farsi le tesi partendo dal suo tirocinio, ritira fuori il blocco di decine e decine di interviste fatte dall'università negli anni 80 da Mario Cardotti, un ex ufficiale alpino, poi diventato comandante partigiano. Tutto il contrario di come uno si immagina il partigiano che è da lì, no? È sempre stato moderato, cattolico, tutto quello che arriva lì, come faccio adesso la rossa, no, non è della roba, però si potrebbe dire che localmente qualcosa di simile ancora bene. Nell'esperienza di storia orale ci sono decine di interviste, un centinaio di pagine che sono pubblicate al sito, che sono quelle tirate dentro direttamente per tesi di questa recentemente laureata. Ce ne sono altre centinaia di pagine che nessuno ha visto, uno va a vedere e scopre robe indicibili. Se poi questo lavoro invece lo facciamo, non da quel punto di vista che è ancora una storia sociale molto politico-militare, anche perché l'uomo era militare e interessa quanti principi direttrici siano all'inizio, anche se sfugge tanto altro. Se invece pigliamo dagli archivi locali, entriamo in quelle che sono le categorie della storia sociale, come si costruisce, come si mangia, come si lavora, come si vive, la sanità, l'istruzione, eccetera, le questioni sono assolutamente problematizzate. E tra l'altro, attenzione, questo studio locale, se fatto con i dovuti criteri, cioè uscendo dal localismo più estremo di tanta parte delle pubblicazioni che un tempo, adesso meno, i soldi pubblici che venivano fatti sulla storia del capitello in quel determinato anno di Firenze, no? Che di todo finché vogliamo se iniziamo tradizioni locali vanno bene, si sono studiate come faceva Ernesto De Martino per studiare l'antropologia, la storia della religione, la storia sociale, eccetera. Se invece andiamo a capitare lì che fatto mio cugino, a cosa non si porta da nessuna parte. Quindi attenzione, questi studi locali sono importanti e si sono affrontati in questo modo in cui il lavoro di Moreno è esemplare. Cioè, partire dal locale per spiegare il planeta. Due robe rispetto a questo. Per entrare proprio su dei problemi concreti. Allora, non il senso di tutte queste iniziative. Queste sono le iniziative in cui il fascismo decide di gestire la modernizzazione e della formazione del suo uomo nuovo fascista. La centralità
delle attività sportive assolutamente diverse. Su questo c'è anche un'aneddotica, no? Starazza, che era più bravo a fare il salto nel cerchio di fuoco. Si dice di meno che in Africa facesse battute di caccia grossa agli etiopici, non stiamo parlando di bambini. Sì, c'è quello, ma quello inserito in un progetto più complessivo, che è di una modernizzazione che scristianizza la gioventù italiana. Vi faccio un esempio. Allora, mio papà, settimo figlio della Giovanna, e un tempo presidente di questa Casa del Popolo, è il settimo di 9 figli. I figli che erano nati più o meno in corrispondenza un po' prima, immediatamente dopo la prima guerra mondiale, cioè insomma prima del fascismo, tutti quelli che ho conosciuto sono rimasti cattolici e tradizionalisti. I figli che sono stati allevati, se non in queste strutture, in quell'ambiente, sono passati per quelle strutture, come dicevano loro, la camicia nera li vedavano perché erano poveri, quindi di muratore, di contadina, quindi con tutti i pidocchi. I commenti erano molto volgari su questo aspetto e sono diventati tutti militanti di sinistra. Dove l'hanno tenuto? È politica o è sul fatto che era stato interrotto il rapporto formativo che istituzioni Ricordiamoci che alcuni delle grandi tensioni interne, sono state grandi tensioni nazionali, oltre a quelle locali all'interno del regime, sono gli scontri per il controllo dell'educazione della gioventù. Gli scout cominciano a essere ammazzati, ricordatevi Don Giovanni Luzzoni, capo scout della bassa bolognese, viene ammazzato perché continua a utilizzare gli scout e tra l'altro, avendo fatto la guerra da combattere, ritenendo che in fondo questa struttura paramilitare degli scout potesse avere anche altri scopi. Da questo punto di vista erano lusinganti. E poi c'è lo scontro del 30-31, dopo il concordato, quando i fascisti si arrabbiano perché il Vaticano non li chiude le cattoliche e chiudono l'azione cattolica in tutta Italia a botte, che sono distribuite unidirezionalmente, non coinvolgono la sinistra che è già stata sconfitta, coinvolgono tutti, insomma c'è pestaggio parrocchia per parrocchia, laddove il Papa ovviamente non si fosse già allineato al regime e non seguisse il tentativo di Pio XII, insomma in buona sostanza di ritirarsi. Questo è quel tipo di struttura. E tra l'altro è un tipo di struttura che ha le colonie neoterapiche, gli ambulatori pediatrico-ginecologici, eccetera, perché il progetto dell'uomo nuovo è un progetto eugenetico. Non si vuole creare un welfare come chiedevano prima del regime i cattolici e i socialisti con impostazioni diverse ma per grandi aspetti coincidenti e neanche i liberali più avanzati. Quello che si vuole fare attraverso queste strutture è coltivare secondo un progetto che ha il suo passaggio fondamentale con una guerra di occupazione in Etiopia e non nasce improvvisamente nel 1938 per copiare il razzismo nazista. È un progetto italiano, è un progetto razzista fascista che ha alcuni scambi culturali con il nazismo e qualche esperienza di nazismo. Perché a partire dal 1938 si studiano gli ebrei nelle scuole quando ciò, gli studenti, quando ciò non era successo. E quindi questo tipo di struttura ha quel tipo, Moreno non lo tratta specificamente, ma dà materiali a IOSA per confrontarsi con tutta quella serie di studi che negli ultimi decenni rispetto alle reazioni, al dibattito sul razzismo, sull'immigrazione, l'immigrazione, eccetera, hanno cominciato a fare il problema che gli italiani non erano razzisti. Altro punto, è estremamente importante questa cosa, è proprio in questo caso nello specifico lo studio che fa sulla realtà friulana Moreno per quanto riguarda lo studio dell'organizzazione dello Stato fascista e la strutturazione del totalitarismo fascista. Qui si vede bene. Allora, quello è stato anche prima il territorio di sperimentazione.
I fascisti appena andati al governo iniziano in un'epoca in cui non c'è stata ancora la scelta di eliminare questo capitalismo. Però all'inizio del 23 dura poco di più, dura fino al 27, il tentativo di fascistizzare l'amministrazione dello Stato. Sono credo 6 casi in Italia. Uno è l'incarico, non come prefetto ma come alto commissario. Il nome alto commissario significa che questo esperimento si piglia il capo fascista e lo si mette al posto di capo dello Stato. In quella che tra l'altro è una provincia molto sensibile, perché con Piselli dal 23 al 27 si unifica in una grande provincia del territorio provincia di Gorizia, che doveva dire, capisci, la provincia di Gorizia è la quale provincia di Nuova Gorizia, italiani 10, italo-come, 10%. No? Quell'esperimento viene chiuso subito, non regge per forti tensioni politiche, guarda caso. Piselli in buona sostanza fa troppo il barufo con un arcivescovo molto vicino al nazionalista, molto vicino al regime fascista come Anastasio Rossi, e in buona sostanza il regime che sta iniziando di alzare il concordato tridentino sceglie il suo sostenitore Montiano da vescovo, e non so se il termine è giusto che sia vestito da vescovo, piuttosto che il suo sostenitore politico. Dopo inizia un meccanismo che già attorno al 1934, in cui succede esattamente il contrario, ovvero sia i regimi, esclusi alcuni irriducibili prefetti giudiziari, che in qualche maniera non si adeguano, vengono fatti fuori, recuperando la gran parte dei prefetti di carriera giudiziari, era disponibili il più volte citato prefetto di Ferro che viene qua. Era uno dei pochi prefetti che aveva fatto sparare sui fascisti. E poi si fa assorbire da regime. E poi si promuovono attraverso lo spoil system, si reclutano capi squadristi disponibili a inserirsi in questo tipo di meccanismo, che è un meccanismo per cui il partito viene assorbito dalla squadra. Vedete lo schema? Testa è uno squadrista, parmense, giuliano, che da prefetto dalla linea a tutte le strutture. Studi più antichi, meritori sull'inizio del fascismo del Friuli, fatti negli anni 70, sottolineano l'aspetto della conflittualità tra le correnti ed è anche una conflittualità reale. Ci sono gli squadristi di origine piccolo borghese e invece ci sono i capi fascisti di origine borghese, liberale, insomma quelli che sono stati prima, sono stati usciti dopo. E permettetemi di dire che molti sono stati in questi anni successivi, no? Apre Napoleone, il lago di base si corre bene, sottolineare troppo queste tensioni ci nasconde il fatto che i capi fascisti spesso sono schierati in seconda dell'evoluzione del regime, a volte a destra, a volte a sinistra del regime, a volte con i gruppi dirigenti, a volte si sposano su posizioni di quello che adesso scherzando chiameremo destra sociale. Perché in realtà il problema è un altro. Mussolini organizza una dittatura totalitaria, che è la dittatura dello Stato, in cui il partito è solo un meccanismo di consenso, è un meccanismo di consenso che si articola su strutture di gestione dell'attività sociale del tempo libero. Tutte le strutture, dalle corporazioni in ambito socio-economico, le strutture sportive, a qualsiasi altro, in un caso sono soprattutto queste, l'opera nazionale dopo lavoro, l'opera Badilla che poi diventa gioventù fascista, eccetera, che devono gestire la vita delle persone all'interno di una gestione totalitaria. Ultima, che Moreno non tratta, anche se lo ha suggerito spesso, ed è all'interno del dibattito sul tema consenso. E poi perché l'8 settembre crolla tutto? Ci sono due stimoli, uno che non c'entra qua, ritorno sempre alla famosa divisione generazionale all'interno della famiglia paterna.
no? Testimonianza del quale di anni fa, quasi centenario, io ancora che meglio che sta a Melbourne e che tocca dire, per fortuna l'analisi storica è fatta a Melbourne nel 52, quindi c'è stato anche un congelamento, una non trasmissione, è rimasto comunista pure, però è rimasto comunista nel 1950. E quindi alla domanda è: ma tu come hai scelto non di aderire alla resistenza? Non ha fatto tempo a vedere i termini cattivi, campi concentramenti germani, prima ancora di esperienza. Però qual è il momento di rottura positiva? E il momento di rottura si collega molto con quanto abbiamo visto adesso. Come si dice, ci hanno fatto fare l'istruzione a tre militari, si è messo in Castellanella, da tutto bello. Si potevano fare l'addestramento dei saggi fascisti, che era tutto spettacolare, stavano vicini moderni, poi mi sono trovato in mano di e avevo divise, avevo robe, eccetera, eccetera, mi sono trovato vestito in un altro modo, è chiaro, sono andato in crisi. E questo è uno, però, e concludo invece ritornando dentro, dopo questa piccola parentesi al di fuori. Pagano, Casabella, tra parentesi, Pagano è un nome scelto per ideologia, è un fascista istriano di origine croata, Josep Pogačnik, sì, uno dei paesi più difficili da pronunciare. Aderisce alla resistenza momentale del concentramento, il più importante esponente del modernismo che ha lavorato con lui. Uno studio che qui non è stato citato, anche perché pur essendoci uno di Tiziano Tagliamento, uno di Trieste, altri due erano nobili lombardi, no? Il gruppo BPR, 4 partigiani di giustizia e libertà, 2 in campo di concentramento, 1 civile, muore. Poi hanno continuato a chiamarsi con 4 iniziali. Per un motivo anche politico. E i 2 protagonisti di stasera, Scocimato, che non si iscrive fino al 33, ha in carcere un fratello maggiore e il condannato a più anni di galera del gruppo dirigente comunista. E sia lui che Videla, durante la resistenza, ritornano da Dolè. Allora, la domanda è: siamo di fronte al famoso meccanismo del voltacabana? Oppure anche questo tipo di è una domanda su cui bisognerebbe lavorare qui non negli archivi comunali, però negli archivi professionali. Chissà se ci sono documentazioni. Però in realtà il modernismo, per quanto possa conoscere io che non sono architetto, non sono storico dell'arte, però il modernismo è una corrente internazionale. Quel tipo di costruzioni le vediamo costruite da Franco dopo la guerra civile in Spagna, li troviamo nei palazzi dell'Unione Sovietica, li troviamo nelle costruzioni degli anni 30 e 40 a New York, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre che qui, quando vai in giro, si dice piacentiniani, Pietro II, se c'è l'arco e la colonna sono piacentiniani. Ma se sono invece tutti belli squadrati così, no. Non è che forse, e questa è una domanda che riporto, ma non più di uno stimolo, non è che questa strana coincidenza, questa strana percentuale di conversioni politiche dopo nascondessero in realtà una circolazione di idee in un ambiente non psichico, non legato appunto come con i piacentini alla romanità, potrei dire anche il nostro vescovo e cardinale di Castions di Zocola, Portatini, no? Grande guru della costruzione della storiografia dell'arte cattolica. No? Allora, quelli hanno un certo tipo di meccanismo che riporta alla romanità e alla cristianità. Tutti questi invece hanno lavorato su un programma internazionale dove gli altri erano gli americani del New Deal, i sovietici, no? I tedeschi del Bauhaus, tutti gli altri. Cioè, insomma, in qualche maniera forse c'è stata una culturazione eterodossa per questo fascismo. Anche Piacentini, quello del Bauhaus, per un certo periodo, l'ha guardato con attenzione, ha fatto anche lui ha fatto delle cose molto moderne. Io non so se
se fossero diversi o come erano i Lombardi. Non credo che fossero diversi da come erano i Lombardi o i Frigiani, o pensare a Mansutti e Miotto che fanno delle cose straordinarie. C'è un linguaggio che guarda molto all'Europa e che è funzionale al fascismo friulano per dire noi tagliamo i ponti con la tradizione, non costruiamo più edifici come venivano costruiti in periodo liberale, scegliamo uno stile architettonico che sia fortemente moderno. In un primo momento, nel 28, va anche Mussolini alla mostra del MIA, dove esponeva Aloisio. Va anche lui, li considera molto importanti proprio per segnare la differenza, la rivoluzione, e quella è un'architettura che fa la rivoluzione, ma fa la rivoluzione ancora di più in paesi come Talmassons, in paesi come Basigliano, perché te le trovi queste strutture costruite nel Pacifico Valussi. Sì, il Pacifico Valussi, sì. Il Pacifico Valussi, però è inertizzato all'epoca. Quando viene fatta sta cosa, non c'è il paese ancora dell'Ottocento, e queste architetture hanno un significato particolare per dare un salto, un passaggio, una trasformazione. Poi il fatto che dei contatti culturali, sì, attraverso Pagani passano tantissimi, hai ragione quando dici il Friuli ha una capacità di leggere anche l'internazionalità in termini architettonici, ma lo faceva anche negli anni 10, negli anni 20, cioè pensiamo ad Aronco, ma pensiamo anche appunto a Persutti, che nasce e cresce in Romania con i muratori di qua che vanno a lavorare in Romania e conoscono tutto lo stile degli altri paesi. C'è un libretto bellissimo di disegni fatti a mano da Persutti prima di laurearsi sulle chiese rumene, i suoi appunti sulle chiese rumene, ma contemporaneamente conosceva e vedeva l'eclettismo austriaco e tedesco che si esprimeva nell'architettura di quei territori. Cioè, forse da sempre gli architetti tendono a imbastardirsi di più con la facilità di un rapporto anche visuale e istintivo del disegno, quindi tenendolo molto separato da quello che potrebbe essere una convinzione ideologica. Cioè anche la differenza nello stile percetiniano in realtà è una differenza di gusto più che di ideologia. Gli architetti in realtà, secondo me, rappresentano solo il periodo, e non sempre il periodo è fortemente connaturato a quella che è l'espressione politica di quella stagione. Per cui tu hai avuto il fascismo che ha avuto stagioni diverse dell'architettura, quella eclettica del primo periodo, ha avuto il modernismo più spinto del Bauhaus, appunto del ritorno, e poi ha avuto un nuovo modernismo altrettanto interessante, perché se guardiamo la Padova, il Palazzo della Cultura, è un'architettura comunque straordinaria, anche se è con le colonne, cioè se con gli archi, e cioè, io credo che nel fascismo ci sono state molte storie architettoniche, molti innamoramenti. In effetti è interessante il fatto che ci sia proprio uno studioso friulano come Nicoloso, che ha studiato moltissimo queste questioni e queste diverse traduzioni le ha attraversate tutte. Secondo me è uno dei principali studiosi dell'architettura, di quei 20 anni di architettura in Italia, veramente. Oltre a lui, Io faccio una domanda, perché messo così, come l'abbiamo raccontata, sembra una descrizione di una provincia friulana in crescita, in sviluppo, quasi che funziona. Di che però nel suo libro dice, a un certo punto la parola che dalle direttive che nei grandi lavori, una serie di lavori non devono essere usate macchine, deve essere mano manuale, di lavoratori, di ampliare il lavoratore. Ma si decide di tagliare del 30% delle retribuzioni, qualcosa in più, ma c'è retribuzione.
Quindi forse dopo pochi anni sono passati per dare il consenso, dopo essere transitati attraverso fase di miseria o quantomeno di difficoltà economiche non indifferenti. La domanda è questa: tutta questa serie di opere non trovano forse un consenso e una facilitazione del loro compimento anche nel fatto che in questa maniera si faceva lavorare della gente che numericamente dal punto di vista dei occupabili era particolarmente stanca? Forse l'intento era questo, non credo abbiano raggiunto il successo, è vero che quello che io descrivo, a differenza di quello che dice qualcuno mi ha detto, ma sembra quasi che tu racconti questa esperienza come una cosa straordinaria, bellissima. No, è il racconto di un fallimento. Cioè, tutta l'operazione fallisce tutta quanta l'operazione, e anche dove vogliono intervenire con dei lavori di basso livello, non di qualità, non una grande... Paradici che poi usano materiali e qualitativamente dopo non è che ci investono, anzi risparmiano. Sì, prima di tutto cercano di fare tanta roba con pochi soldi e quindi tirano moltissimo sui prezzi. C'è il problema che molti materiali non sono ancora adatti al tema dell'impermeabilizzazione, ad esempio. C'è tutta una retorica che troverete, c'è un capitolo intero sulla crisi di questa architettura, che viene vista come un'architettura che non può stare in piedi qui. Pensate alla casa del fascio di Pordenone, che viene fatta qualche anno dopo, perché la Paganini 37-38, che prima è pensata col tetto piano e poi gli fanno il tetto a padiglione, l'attuale prefettura, no? Perché non funzionano le guide impermeabilizzanti, ma oltre a questo non ha funzionato bene tutto il sistema del consenso attraverso il lavoro, perché in realtà la gente non ne fregava niente di fare quel tipo di lavoro, non c'era passione nel fare determinati lavori. Ti facevano fare il lavoro più banale, che era quello di sparare fango. Sparavi fango perché quello tutti lo sapevano fare, quindi sì, hanno portato un po' di soldi, ma sparava fango la gente che prima guadagnava un sacco di soldi facendo i lavori in Nord Europa, andando in Francia. Quindi dava come, addirittura in Carnia, le case del Barilla vengono boicottate, cioè fanno il possibile per non farle fare, non vogliono neanche che quei 100.000 euro vengano spesi da imprese locali. 100.000 lire, sì, scusa. 100.000 lire vengano spese dalle ditte. Cioè, in realtà c'è un grande fallimento, perché molte delle cose che loro si aspettavano non vengono raggiunte come obiettivo. Ad esempio, le case verranno subito abbandonate, alcune di queste non verranno utilizzate subito. Nella descrizione pongo l'attenzione sul fatto che molte di queste verranno distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma vengono distrutte perché vengono considerate nella mentalità del periodo come degli elementi negativi. E già lo si vede nelle relazioni dopo il 46-47 in modo particolare, quando alla gioventù del Littorio si istituisce la gioventù italiana. E quindi queste case diventano delle cose da farci qualcos'altro. Pensate anche a Pordenone, dove la casa del Barilla diventa la fiera, dove l'ex colonia idroterapia diventa una scuola. Vengono ripensate, dove alcune di queste sono state riutilizzate nel periodo della guerra e dopo la guerra dai militari, Cervignano in modo particolare, anche lì buttata giù miseramente. Non vengono considerati in realtà dei capolavori architettonici e nemmeno degli obiettivi importanti raggiunti dalla comunità locale in quel periodo. Penso a quelle di Basigliano, che rimane lì abbandonata per tantissimo tempo e solo recentemente è stata trasformata in asilo negli ultimi 10 anni. Ecco, ho la sensazione che quello che ho scritto è la storia di un fallimento politico e anche ideologico da parte di questo giovane, che è Primo Fumei, che tenta una sperimentazione a livello italiano, che viene portata alle riunioni dei responsabili dell'ONB
in Italia come esempio. Cioè Ricci dice, lì stiamo facendo un esperimento nuovo e particolarissimo, ma pensate anche soltanto alla crisi del collegio. Il collegio dopo il 45 va completamente in crisi e poi verrà ristrutturato come scuola media, e adesso è la scuola media Enrico Fermi di Udine. Cioè, non lasciano grandi segni, mentre bene o male, seppure sia un grande fallimento, 1937-38, Tornescosa venga costruita come un'utopia industriale, ma è ancora lì, la vediamo, anche se economicamente anche quella è stata una cazzata. Qui pure la crisi di queste case ha segnato proprio il fatto che sono quasi scomparse, per cui andarle a trovare è difficilissimo. Andare a trovare la casa del Barilla di Maniago, l'hanno buttata giù subito, perché costava di più restaurarla che rifare completamente una nuova scuola media. Ecco, non so se ho risposto perfettamente alla tua domanda, però secondo me l'operazione di aiutare, hanno aiutato forse più alcune imprese, tipo i Taverna di San Giorgio di Nogaro, alcuni impresari, come si chiamano qua, il Favan, Pordenone, le grandi imprese che nel momento di crisi sono riuscite a tenere in piedi il nucleo, quelle che ne sono fallite, il nucleo della loro attività, più che coagulare attorno a questo un forte consenso locale. Poi alcuni edifici sono diventati simbolici. A Pordenone per voi la casa del mutilato è comunque un elemento simbolico perché assume un significato spaziale particolare rispetto alla Piazza Nuova. Però sono dei casi veramente particolarissimi, speciali. Ce ne sono pochi che assumono questo carattere. Quelli che sono stati studiati meglio in termini urbanistici. Appunto, dicevo prima, Precenico, la casa del marinaretto a Precenico, che ha un impianto spaziale. Allora, non sopravvive tanto come architettura, quanto perché in realtà costruisce un luogo, completa la definizione di un luogo molto particolare. Da questo punto di vista, alcune di queste strutture assumono il carattere che all'interno di grandi piani urbanistici come quello triestino assume l'università. Poi città in contrapposizione un landmark, e questo dovevano essere. Però tu dimostri che l'obiettivo di iniziare nell'ICIMA sì, era costruire tutte quante fuori tutte fuori dal centro abitato, perché dovevano diventare la prima cosa che tu vedevi entrando in questi paesi di contadini, in questi paesi agricoli anche abbastanza arretrati, doveva essere assolutamente moderna, ed era in contrapposizione. Non potevano metterle, era vietato proporre come sede, ad esempio, di metterla vicino al municipio o nella piazza vicino alla chiesa o vicino alle scuole. Dovevano trovare dei luoghi che fossero dei luoghi in aperta campagna, che quando tu arrivavi la prima cosa che incontravi entrando in un paese, come succedeva per la bellissima casa di Osofo che vi ho fatto vedere prima, era proprio questa sorta di prua di nave, che era poi il giardino della casa Balilla, che imposta direttamente sulla statale. Sentiamo se anche loro avevano qualche sollecitazione. C'era una cosa che ha detto prima Gigi che mi colpisce per me, è fondamentale, però credo che non mi abbia, cioè non mi influenzano tanto loro, parliamo anche un po' di metodo della ricerca storica, non mi influenza tanto la scuola francese, la scuola sociale francese, quanto, l'avevo detto anche l'altro giorno, quanto la microstoria. Perché, bene o male, microstoria, che viene definita negli anni 70 e diventa una collana di Einaudi, diretta da due personaggi che io amo moltissimo, come Ginsburg e Manfredo Tafuri, che è stato anche mio professore di storia dell'architettura. Credo che sia più quel tipo di storia che sempre, come dici tu, permette di leggere l'elemento complessivo partendo da un punto molto più dettagliato. Però io credo che ci sia una possibilità di costruire moltissime altre di questo genere partendo da archivi che sono sconosciuti. Ad esempio, secondo me l'archivio del genere civile, che adesso è depositato a Udine,
proprio per la sua formazione tra la fine degli anni 30 e gli anni 60, ci darebbe uno spaccato incredibile della riorganizzazione post Seconda Guerra Mondiale e anche sui temi della ricostruzione. Il tema della ricostruzione ha dei contenuti ideologici fortissimi e che non si stanno studiare. È stato fatto recentemente un volumone per Marsilio molto grande su questo tema della ricostruzione. Una cosa da 700-800 pagine di volume che ha il vantaggio di cercare di descrivere moltissimi fatti in Italia, ma ad esempio non ci sono grandi ricostruzioni di cosa è successo in questo periodo, di come la democrazia, tra virgolette, ricambi tutto il sistema dei luoghi, i luoghi della sanità, i luoghi, per esempio, per Pordenone, la costruzione dell'ospedale, i luoghi dei militari, i luoghi dell'istituzione, ad esempio per Pordenone, la costruzione del centro studi, ad esempio. Ecco, su queste cose qua ci sono dei fondi incredibili che non vengono studiati a sufficienza, che potrebbero permetterci appunto di aprire importanti collegamenti con la politica, perché poi è tutta una politica ben documentata dai giornali del periodo. Ecco, anche le fonti di questo genere sono state utilizzate pochissimo. La propaganda che passa attraverso, io uso molto il giornale Il Popolo del Friuli, che è il giornale del fascismo di quel periodo. Però poi un Veneto. Però è stato usato, i giornali sono stati usati pochissimo e invece sono degli strumenti incredibili per darti informazioni puntualissime sulle figure minori del periodo fascista e anche sulle opere minori. Io, ad esempio, adesso vi stavo leggendo per catalogare tutti i monumenti che che tentano di costruire dopo il 18 fino al 1930 la ristrutturazione della monumentalizzazione fino ad arrivare attraverso i giornali in Puglia ai Tottenburg tedeschi, eccetera, eccetera. C'era qualcuno? Solo un appunto, sono d'accordo con quello che si sempre. No, più Tafuri. Il Tafuri dell'Rinascimento veneziano. Comunque, il dato di fatto è che quella corrente lì, quel gruppo che ha fatto prendere microstoria e meno anche quella passata è uno dei prodotti delle scuole francesi, che inizia con i grandi, che fa degli studi che inizia dalla geografia di intere regioni, poi si restringono, diventa storie di dipartimenti e come noi di province, poi la gran parte va verso la cultura, l'immagine, eccetera, eccetera. È uno degli ultimi, come posso dire, percorsi innovativi è proprio a cui ti rifai che secondo me ha sempre affrontato, soprattutto nei temi che affronta Tafuri, la questione di portare la politica all'interno. Mentre se vuoi parte della geografia e anche della storia francese sul tema della politica mixta. Una battuta che anche l'informazione se qualcuno vuole leggere, se qualcuno vuole cercare in questo territorio regionale un po' di annate delle annate negli anni 80, stanno in questa biblioteca, perché quando abbiamo occupato la Casa del Popolo nel 1980 abbiamo scritto a chiunque in giro per il mondo dicendo ci mandate qualcosa per rifare la biblioteca. E le prime due risposte le abbiamo avute, è stato veramente bellissimo. Intrepido, che devo dire ha avuto un livello di lettura molto più ovviamente chi occupava leggeva soprattutto Intrepido, però da Parigi la redazione delle annali per alcuni anni si mandava la rivista gratis. C'erano le annali tarde, quelle di studi sull'italianità, no? Che ormai in archivio di architetti, però grazie a voi.
TN. Grazie. Buon 25 aprile. Come si iscrive? Attenzione.